Non solo grigliate tra amici e gite fuori porta, anche la cultura ha rivestito un ruolo importante nelle festività pasquali dei cittadini udinesi. Nello specifico è stato un successo di pubblico l'iniziativa Pasquetta al Museo, promossa dal Comune di Udine e dai civici musei, con oltre 2000 persone che hanno scelto di trascorrere il lunedì dell'Angelo all'insegna della cultura e della bellezza, approfittando dell'ingresso gratuito e di un programma ricco di eventi speciali pensati per tutte le età. Il castello di Udine ha registrato 1428 visitatori, attratti in particolare dalla grande retrospettiva Mimmo Iodice, l'enigma della luce, grande partecipazione anche a Casa Cavazzini, dove la settima edizione di Musica e Musei ha accolto 630 persone. Il Museo Etnografico del Friuli invece ha raccolto 232 visitatori, in particolare famiglie con bambini, grazie allo spettacolo itinerante e interattivo La Crama delle Meraviglie. Il successo di Pasquetta è frutto di un lavoro di squadra tra assessorato, direzione dei civici musei e operatori culturali del territorio, un segnale forte della voglia di cultura che anima la città e che dà sempre un ottimo impulso al turismo. Ma il turismo nella nostra città sta andando abbastanza bene, abbiamo visto che dai dati che ci ha dato l'Università di Udine è aumentato lo scorso anno del 10,39%, questo è un dato incoraggiante, più 200.000 visitatori, fa capire che Udine sta diventando una meta e non sta diventando semplicemente un luogo di passaggio. La Pasquetta come tradizione ha visto la città comunque frequentata, penso ai parchi pubblici, ma penso anche al parco del Cormor, il castello era aperto per l'occasione come ormai da molti anni e c'è stata anche una bella partecipazione ai musei, quindi insomma una Pasquetta all'insegna della cultura ma anche del divertimento in città.